È un territorio, un grande vigneto, in un territorio che comprende quasi 9.000 ettari, 19 comuni, 5 varietà che ovviamente sono il Valpolicella Superiore, l'Amarone Recioto, che danno la forza a un comparto, quello vitivinicolo veronese Valpolicella, tra i più importanti racchiusi nel consorzio a livello nazionale per la tipologia di vini rossi fermi, e ovviamente quello che è un settore che ha visto protagonisti i nostri produttori, i nostri agricoltori, che sono riusciti in questi anni non solo a offrire ai nostri consumatori italiani anche un mercato mondiale che è riuscito a raggiungere ben 87 paesi dove sono stati apprezzati questi vini. È un settore, un comparto che è riuscito grazie ai protagonisti a diventare non solo celebrità per la qualità e per l'eccellenza, ma anche per quella capacità di essere riusciti a mantenere un filone tradizionale, quello ovviamente del vino Valpolicella, ma anche capace di affrontare le nuove sfide del mercato anche enogastronomico, affrontando anche quella che è una difficoltà, quella del clima che sta cambiando, ma questa capacità di versatilità che sta dimostrando il consorzio insieme ai suoi associati, ai suoi produttori, sta facendo ancora emergere una volta la capacità di fare buon vino eccellente non solo nel territorio veronese, ma nel territorio veneto complessivamente, portando ovviamente sempre più in alto il vino, il buon vino, in particolare in questo momento il Valpolicella perché è protagonista qui a livello internazionale, e quindi l'appuntamento sarà per il prossimo anno di nuovo sempre qui a Venezia, perché credo che le sfide importanti vadano lanciate anche delle sedi istituzionali importanti. La candidatura Onesto della tecnica appunto di appassimento delle uve del Valpolicella è una candidatura che dobbiamo sostenere e aiutare per far arrivare a compimento, perché sarebbe un traguardo e un contributo in termini di riconoscimento del grande lavoro fatto dai padri dei nostri agricoltori fino agli attuali nostri produttori di vino, che ancora una volta sono riusciti con la innovazione e anche con gli investimenti a mantenere alta la qualità e soprattutto anche il fatto che il nostro vino, il vino Valpolicella, fa bene. Il Consorzio ha delle attività importantissime di tutela, promozione e vigilanza. Per quanto riguarda la tutela, nel 2023 abbiamo avuto 44 casi di usurpazione dei termini dei vini della Valpolicella, soprattutto per quanto riguarda l'Amarone. Però è molto importante anche la promozione, perché dobbiamo far capire a tutto il mondo, nei mercati soprattutto dell'emisfero nord, quanto sono buoni i vini della Valpolicella, e hanno tutta la capacità di andare a accontentare i diversi gusti dei consumatori, dal Valpolicella Superiore che è leggermente più strutturato, Valpolicella a ripasso, l'Amarone e al Recioto, quindi ce ne abbiamo per tutti.